E oggi è anche la prima giornata nazionale del Made in Italy. Un altro settore trainante nell'isola è quello dell'artigianato, con migliaia di piccole e medie imprese. Francesco Riccardi. Tradizionali e innovatori, motori dell'economia ma anche delle comunità locali, gli artigiani restano al centro del Made in Italy e allo stesso tempo del Made in Sardegna, perché la ricetta vincente, sottolinea Confartigianato, è tenere insieme territori, cultura e identità, ciò che fa un settore caratterizzato da imprese diffuse sul territorio, che quindi contribuisce alla coesione sociale, ma che è anche riuscito a farsi apprezzare oltre i confini nazionali e regionali per la qualità dei prodotti. Secondo l'associazione, ad unire l'Italia artigiana sono la dedizione al lavoro e la volontà di successo. Nell'isola, che conta oltre 34.000 imprenditori artigiani, il comparto è composto quasi per intero da microaziende fino a 10 addetti, 80.000 in totale gli occupati. Se scomparissero, Confartigianato calcola che la disoccupazione isolana schizzerebbe oltre il 22%, con un'impennata di quasi 7,5 punti. Senza lavoratori artigianali non solo le famiglie resterebbero senza servizi di manutenzione e assistenza per moltissime cose, dagli elettrodomestici ai mezzi di trasporto, dall'informatica alle antenne TV, ma si fermerebbero perfino gli impianti fotovoltaici ed eolici. Nel complesso il valore aggiunto sull'economia è di circa 4 miliardi, varcano il mare prodotti per circa 500 milioni di euro. Dalle piccole imprese, ribadisce Confartigianato, bisognerebbe ripartire valorizzando la loro produttività e la capacità di mantenere l'eccellenza nel lavoro senza dimenticare formazione e sostenibilità ambientale.